C'è il santo patrono, Ettore non avrà l'assistenza a scuola. Anzi no, ne avrà una, ma con un'infermiera che non lo conosce e che non ha mai avuto a che fare con il suo caso delicato, dove la presenza di un sondino per il nutrimento e di una tracheostomia per la respirazione impongono una cura particolare e un'esperienza diretta. Botta e risposta quindi fra la famiglia e l'ULSS 7 a partire dalla comunicazione dell'azienda sanitaria relativa alla sospensione del servizio in occasione della festa patronale, per poi passare alla diffida durissima della famiglia e al colpo di scena finale, ovvero la conferma della presenza di un'infermiera. Una notizia che potrebbe sembrare positiva, ma che per chi conosce bene il caso di Ettore nasconde delle insidie. Sentite cosa dice infatti il papà della decisione dell'ULSS 7. Oggi ci è arrivata una mail dall'integrazione scolastica firmata dottoressa Sernetti, dove ci avvisano che per il giorno 19, il giorno di San Bassiano, ci verrà mandata un'infermiera dal distretto di Marostica solo per la somministrazione della merenda a nostro figlio. Quindi neanche per la copertura totale. Una persona che non sa chi è il nostro figlio, che non conosce il nostro figlio, non conosce le modalità di nostro figlio, non ha mai visto come nostro figlio si alimenta. Per i genitori è fondamentale che la persona che segue Ettore sia formata appositamente per poter gestire le esigenze del piccolo e soprattutto che abbia una familiarità con lui. Che sia infermiere o che sia un NOS, deve conoscere il nostro figlio. Una persona estranea non va a rapportarsi con un bambino che ha già subito dei traumi all'inizio dell'anno per la gestione dell'assistenza, che ci avevano mandato delle figure non formate e che non conoscevano Ettore. La rabbia della famiglia è palese. Siamo arrabbiatissimi, non tanto per il fatto che non ci coprono l'intero orario previsto, ma perché questa azione, il mandare una persona sconosciuta, sarà deleterio per Ettore, creerà in lui l'ennesimo trauma. Insomma, Ettore ha bisogno di un'assistenza continua, anzi ne ha diritto. Qualsiasi altra azione rischia di ledere il diritto allo studio e all'inclusione del piccolo. Così la malattia diventa diversità e la partecipazione si trasforma in solitudine. Quella di Ettore, quella della sua famiglia, quella di tutti i bambini che stanno vivendo queste difficoltà. Ma sulla battaglia che queste persone stanno conducendo per i loro diritti non calerà il silenzio.